Scrive il collega Attilio Bolzoni sulla Repubblica, raccontando come tutti i capi hanno dovuto subire i sequestri della roba da parte dello Stato. Questo è stato possibile grazie ad una legge, la legge 646 del 1982, meglio nota come legge Rognoni-La Torre. E la memoria va proprio a Pio La Torre, ex sindacalista, deputato e segretario del Partito Comunista Italiano in Sicilia, ucciso dalla mafia il 30 aprile del 1982. Allora noi diciamo, concentrare la nostra attenzione sull'illecito arricchimento, perché la mafia ha come fine appunto l'illecito arricchimento. Allora è lì che dobbiamo mettere il riflettore e noi presenteremo precise proposte in questo senso per dotare polizia e magistratura degli strumenti legali necessari per poter perseguire su questo terreno i presunti mafiosi e quelli che li proteggono, che poi sono i capi spesso. Quella legge che costò la vita alla Torre rende possibile la confisca dei beni illecitamente accumulati dai mafiosi. Nel 1996 un'altra legge, la legge 109, frutto di una petizione dell'Associazione Libera, prevede l'uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Al 30 giugno del 2009 il totale dei beni confiscati, lo riassumiamo in questa grafica, ammonta a circa 8.933 beni, di cui sono stati assegnati, destinati 4.738. Nel dicembre scorso, con l'approvazione della finanziaria, lo avrete letto e ascoltato in TV, è passato un emendamento che modifica la legge 109, consentendo di vendere all'asta i beni anche immobili che non vengono destinati entro 3 o 6 mesi. Vendesi beni, dunque, è il titolo della nostra puntata di oggi, preparata con Francesca Pietrobelli, per capire cosa ha provocato questa scelta, soprattutto in chi lotta ogni giorno, quotidianamente contro le mafie, magari vivendo e lavorando su un bene confiscato. È il caso di una giovanissima coppia che vive e lavora in una cascina piemontese che porta il nome del procuratore Bruno Caccia, freddato con diversi colpi di pistola sotto casa nel giugno del 1983. Sono con noi Isabella Spezzano e Andrea Di Renzo. Benvenuti, ciao. Grazie. Grazie. Allora, intanto chi era Bruno Caccia e chi lo voleva morto? Bruno Caccia era procuratore capo di Torino all'inizio degli anni '80, si stava occupando di alcune indagini riguardanti le organizzazioni criminali e la mafia nel Piemonte, in tutto il territorio piemontese, e venne ucciso il 26 giugno del 1983. Il bene in cui abitiamo è dedicato proprio a lui e anche a sua moglie Carla, proprio perché negli anni abbiamo compreso quanto è importante anche ricordare i parenti di queste vittime della mafia e di questi personaggi che comunque hanno contribuito alla lotta alla mafia. Per anni questo bene è stato proprietà della famiglia Belfiore. Per cronaca ricordo che Domenico è stato condannato all'ergastolo per essere il mandante dell'omicidio del procuratore Bruno Caccia. Quanto tempo ci è voluto perché potesse essere riutilizzata a fini sociali? Andrea. Il percorso è iniziato nel 1997. Nel 2006 il comune di San Sebastiano da un po' intimò alla famiglia Belfiore di abbandonare l'immobile entro l'anno. Nel 2007 la famiglia ha finalmente lasciato questo immobile e nello stesso anno sono partiti i lavori per la ristrutturazione della villa. Nel luglio del 2008 inizia il progetto di ACMOS all'interno dell'immobile. Ricordiamo che ACMOS è un'affiliazione, un'associazione nata dalla costola del gruppo Abele, è una realtà molto impegnata nelle scuole torinesi e cerca di fare molta attività di sensibilizzazione sui temi della legalità e della Costituzione in quella città. Sì, e fa parte anche di Libera in quanto certo. Associazione. E da luglio del 2008 ad oggi 2 coppie abitano questo immobile, cercando di restituirlo alla collettività del luogo. Parliamo di queste 2 coppie, perché una delle coppie siete voi. Sì. E come siete arrivati a Cascina Caccia? Anche perché siete giovanissimi e quindi sono anche un po' curioso di sapere come vi siete conosciuti. Insomma, com'è che 2 ragazzi
come voi decidono di imbarcarsi in una iniziativa del genere? Ma io ho 25 anni, ho conosciuto ACMOS a 17 Nel frattempo stiamo vedendo anche delle immagini Sì, di sì, quella sì. realtà. Sono momenti dei lavori di ristrutturazione. Io ho conosciuto ACMOS quando ero al liceo, avevo 17 anni, perché appunto ACMOS ha dei progetti all'interno delle scuole superiori di Torino, proprio di educazione alla cittadinanza e alla legalità. Ho incontrato questa realtà e ho iniziato a partecipare a alcune iniziative. Quindi ho iniziato a cercare di abitare in una maniera un po' alternativa, in questo luogo. Ma quando è che hai conosciuto Andrea? Io e lui ci siamo conosciuti al di là delle esperienze in ACMOS, perché ci siamo conosciuti, come capita spesso, a una festa di Capodanno. Ma come mai dei ragazzi come voi fanno una scelta di vita così? Perché insomma, nella vulgata che ormai è diffusa anche a livello mediaticamente si parla sempre dei giovani come disinteressati, non coinvolti, che pensano solo a rintanarsi nelle loro stanze, a chattare o a comunicare via web. Ma per quanto mi riguarda, io dopo un po' di anni mi ero un po' stufata dell'impegno fatto part-time, nel senso del partecipare solo ad alcune iniziative, della manifestazione che magari faceva avvicinare tante persone, però che comunque si concludeva lì. Ho deciso di mettermi in primo piano e quindi ho deciso di cercare di mettermi in gioco. Ti sei fatta coinvolgere, insomma. Totalmente, proprio totalmente. Ecco, oggi insieme ad un'altra coppia, come ci dicevate, siete la famiglia che vive in Cascina. Siete una vera e propria famiglia. Cosa fate? Lavori dei campi, coltivate, producete qualcosa? Sì, durante la settimana ci occupiamo di mantenere i contatti con le istituzioni e con le associazioni che gravitano intorno all'immobile. Quando la stagione ce lo permette, in primavera e in estate ci occupiamo dell'orto, del noccioletto che abbiamo piantato poco tempo fa. Il lavoro più sostanzioso, tra virgolette, sia nei fine settimana e in estate, quando abbiamo gruppi di Boy Scout, di parrocchie che vengono. Insomma, è diventato un punto nevralgico anche per incontrare giovani, eccetera. Esatto. Producete anche, perché me l'avete raccontato, un miele fantastico. Esatto. Sì, proprio perché in realtà è una cosa che accomuna tutti i beni confiscati, quelli di creare un prodotto e quindi di dare valore anche economico al bene confiscato. La cascina è molto grande, la villa che compone la cascina, in realtà c'è un bel pezzo di terreno, quindi abbiamo deciso di usarlo producendo i noccioli e facendo il miele. Il prodotto di Cascina Caccia sarà il torrone, che sarà il primo prodotto del paniere di Liberaterra del Nord Italia e il primo dolce disponibile nel paniere, quindi quello sarà il prodotto finito quando i noccioli Bene, allora, ci saranno. A proposito di terreni, sono in attesa di poter piantare le loro tende in un campo confiscato alla mafia agli scout della Gesci di Vittoria, in provincia di Ragusa. Roberta Cerqua li ha incontrati per noi. Vediamo il filmato. Questo terreno è stato confiscato con decreto nel 99. Nel 2005, agli inizi del 2006, il demanio lo ha acquisito definitivamente e attraverso la prefettura lo ha poi assegnato definitivamente al comune nel 2007, che attraverso il bando pubblico poi lo ha assegnato nel 2009 all'associazione Agesci che ne aveva fatto richiesta. Il Comune di Vittoria ha aderito ad Avviso Pubblico, che è un'associazione di enti locali contro le mafie. Il 16 maggio 2009, il giorno in cui noi consegnavamo ufficialmente questo terreno al gruppo Scout, diciamo che è venuto